Carenza di medici di famiglia con aree del Veneto dove mancano più del 70% delle assegnazioni, dialogo impossibile con la regione e il rischio privatizzazione del servizio territoriale di medicina generale che ha portato allo stato di agitazione i medici aderenti alla FIMG. Noi vogliamo gridare il nostro disappunto, la nostra preoccupazione, la nostra arrabbiatura, la nostra voglia di affiancare la popolazione veneta rispetto a una deriva inaccettabile. Che la politica dichiari che il cambiamento di visione politica del nostro Veneto oggi è rispetto a pubblico-privato, ma non a un'integrazione, rispetto a una vera concorrenza pubblico-privato che ha un campo libero senza regole. Questa è anche l'unica spiegazione di questo muro di gomma che impedisce qualunque dialogo dalla parte della Regione sulla riorganizzazione, che sta facendo dei provvedimenti in modo assolutamente autonomo e non condiviso, che per carità di Dio entra anche nei loro ruoli, che però danno un'indicazione precisa e noi ci sentiamo nel dovere di chiedere spiegazioni e di allarmare anche e soprattutto sindaci e cittadini di quello che sta succedendo. Regione che va avanti in modo unilaterale a colpi di delibere d'emergenza all'accusa dei medici di famiglia che come esempio concreto si riferiscono all'aumento a 1800 pazienti degli assistiti. La cosiddetta delibera sull'aumento a 1.800 che hanno fatto in modo autonomo, basterebbe andarsi a guardare i numeri che abbiamo presentato oggi per vedere che i medici del Veneto in linea di massima hanno tutti 1.700 pazienti, 1.700 rompite, quindi è un provvedimento inutile. Bisogna pensare non in termini emergenziali ma in termini strutturali.